Buonasera a tutti e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibylle. Oggi iniziamo la settimana, è lunedì e dunque siamo al consueto appuntamento del venerdì, cioè del lunedì, scusate, domani il Marietto. Domani cosa farai? La diretta anche tu? Alle 10, alle 10 mattina. Domani alle 10 ci sarà la live del Marietto, anche lui con le Sibille, e noi torneremo mercoledì. E dunque, eccoci qui, sono pronta a rispondere alle vostre domande. Prima di cominciare vi ricordo come porre appunto la domanda alle Sibille. Ricordate di mettere il vostro nome, la vostra data di nascita, una domanda precisa che non dia confusione già in partenza, ma indicate appunto una opzione, non più possibilità, dunque una domanda, e se chiedete per conto di qualcun altro o di verificare su qualcun altro, ricordatevi di mettere la data di nascita e il nome di questa persona. Benissimo, detto questo, cominciamo pure. Ok, comincio a salutare Ionela, Danielita, Chiara, Rita, Ermanno, Antonio, buonasera a tutti. Eccoci qui. Allora, ho già spiegato appunto come porre la domanda. Giusto, dalle regia mi ricordano le book. Allora, abbiamo da poco concluso un lavoro direi importante che permetterà appunto a tutte le persone che acquisteranno la propria copia di lavorare attraverso la simbologia della scuola ermetica e dunque di fare un lavoro sul sé sfruttando appunto gli insegnamenti non solo della scuola ermetica ma anche della Kabbalah e della magia della Golden Dawn. Comunque viaggiano a braccetto tutte quante perché in fondo derivano in origine proprio dalla filosofia e dagli insegnamenti cabalistici. Bene, questo ebook viene completamente personalizzato, dunque non è cedibile, cioè se voi lo cedete comunque i circuiti continuano a lavorare solo su di voi perché è mascherato all'interno il testimone. Dunque è chiaro che è un percorso del tutto personale, anche perché è personale proprio lo studio e il percorso spirituale della scuola ermetica. Dunque è una cosa che dovete sentire profondamente, a cui dovete sentire di aderire. È comunque sicuramente qualcosa di molto importante che nel tempo porterà i suoi frutti. Detto questo, l'ebook ha un costo di 50 euro e contiene oltre 70 pagine, dovrebbero essere circa 75, dunque è un ebook bello corposo dove ogni circuito viene spiegato approfonditamente. Bene, detto questo vi avviso e vi preannuncio anche che è in prossima uscita ed è in elaborazione l'ebook di Radionica e Abbondanza. Dunque lavoreremo su alcuni aspetti, sempre mantenendo vivi i concetti della personalizzazione, dunque l'ebook viene completamente personalizzato con la stringa numerica della persona ed è quindi assolutamente un dono personale, cioè un lavoro, non un dono, perché noi chiaramente è un lavoro che noi stiamo facendo mettendoci anima e corpo e avrà un costo di 75 euro. Bene, detto questo, andiamo avanti. Ho salutato, mi sembra, fino ad Antonio, salutiamo anche Maurizio, Antonio, Cinzia, il Marietto, che poi è lì, Cira, Mario, Marisa, Mara, Cristina. Benissimo, intanto vedo qualche domanda, comincerei a rispondere. Allora, Cinzia, buonasera Ilde, posso chiederti se io, Cinzia, 3 dicembre 72, riuscirò a recuperare l'amicizia con Sebi, 21 gennaio 80? Vediamo. Scusate, cominciamo prima a mescolare. Certo, Cinzia, vediamo subito. 3 dicembre 72, se c'è questo recupero di amicizia con Sebi, 21 gennaio 80. Vediamo subito.
il taglio è molto positivo, fedeltà e leggerezza. Allora, dunque, Cinzia, vedi bambino, fortuna, morte, ammalato, omaggio di preziosi. Sembra che ci sia stata un'incomprensione, forse sono emerse delle divergenze caratteriali o avevate proprio una differenza di vedute, un qualcosa che sebbene parta da basi piuttosto solide, vedi che c'è comunque bambino e fortuna, dunque un'amicizia sebbene probabilmente non di antichissima data, qualcosa che comunque era recente ma che era nato bene, che poi ha tirato fuori, insomma, una situazione dove sono emerse delle differenze. Dottore, donna maritata, allegrezza al cuore, malinconia. Allora, la possibilità di chiarirsi o di sistemare le cose c'è, però diciamo che sarete un po' tutti e due fermi sulla vostra posizione. Tra l'altro, allegrezza al cuore, malinconia, diciamo che sono due carte che sembrano sconfessarsi a vicenda, no? Perché l'allegrezza al cuore e la malinconia, viste così, sembrano contraddirsi. In realtà è possibile che ci sia dietro anche un'opportunità o comunque delle distrazioni o un momento comunque di leggerezza e di festa o un momento di spensieratezza, oppure ancora la possibilità che subentrino altre persone nella vostra amicizia o che si intromettano in qualche modo, magari non con cattive intenzioni, però questo porterà un po' di infelicità. È probabile che magari ci sia questo un po' di fondo, la preoccupazione che vi possiate allontanare e magari questo causerà i problemi. Diciamo che nel prossimo periodo, vedi che anche se sembra che ci sia comunque la possibilità di un chiarimento, vedo una prossima discussione ancora. Dunque non è del tutto risanata la situazione, o quantomeno, anche se c'è una buona volontà o un interesse nel farlo, rimarranno un po' i termini che hanno manifestato l'incomprensione o la lite, la discussione, l'allontanamento. Vedi, sembrerebbe che ci siano delle gelosie o comunque delle arrabbiature, no? Forse o si vive come se un eventuale rapporto possa allontanarvi, bloccarvi, vedi? Diciamo che ancora non vedo smuoversi la possibilità di trovare un vero chiarimento, però denaro, bel vedere, gran consolazione. Direi che tolto questo prossimo periodo dove ancora non si dissipano le nubi e sembrano emergere altri motivi di contrasto o di incomprensione, in realtà poi vedi che c'è solidità e c'è l'arrivo di una notizia o di qualcosa che ti darà soddisfazione o sollievo. L'esito comunque è un po' duro, nel senso che al momento vedi che c'è vedovo, mercante, sacerdote, dunque sono carte non dure ma fredde, c'è un rimpianto ma anche un essersi incaponito sulla propria posizione o nel voler avere ragione. In ogni caso è un momento, o comunque ci vorrà un po' di più per ritrovare l'armonia che comunque si trova, vedi? Perché c'è un po' ancora un atteggiamento di giudizio e di freddezza fra voi, però poi vedo appunto l'armonia, tornare l'armonia. Bene, andiamo avanti, passiamo alla prossima domanda. Allora, Rita, sarai
se è possibile sapere se io e il mio compagno ritorneremo assieme. Sono nata il 13 febbraio 70, lui Marco nato il 20 marzo 73. Ok, Rita, vediamo. Allora, Sibille, ditemi se Rita tornerà con il suo compagno Marco. Grazie. Allora, è un taglio molto bello, perché comunque vedi che c'è l'intimità di un incontro e anche il Gran Signore, dunque sembra proprio che possa esserci un'opzione, una possibilità, però vediamo cosa dicono le Sibille. Vedo che non è rimasta la prima linea, ok. Allora, Imeneo, viaggio, gran consolazione, sospiri ammalato. Beh, non so se a causare un allontanamento sia stato un'altra proposta ricevuta, uno spostamento, qualcosa che in un qualche modo inizialmente era un cambiamento che sembrava portare dei vantaggi, ma che in realtà ha creato una distanza fra voi e dunque anche la necessità di valutare bene le cose, o forse addirittura che questa distanza ti abbia veramente fatto soffrire. Vediamo che adesso sei in attesa, c'è la carta del Belvedere e sembra proprio che da un momento all'altro possiate in qualche modo parlare, tornare a dialogare. Vedi che c'è Belvedere e conversazione. Dunque, in ogni caso, o è un momento in cui senti che si può riavvicinare o vorresti poter parlare con lui anche solo per sentire come sta, per fare quattro chiacchiere. È vero che tu hai l'aspettativa, però ti accontenteresti anche solo di chiacchierare ed è possibile che questo in effetti possa avvenire. In ogni caso ti mancano le vostre conversazioni e qua vedo la carta del messaggero, dunque probabilmente molto presto a stretto giro dovresti ricevere notizie in qualche modo o magari anche questa famosa conversazione telefonata tanto per sapere come state. Nel prossimo periodo però vedi vedovo fortuna morte. Allora, beh, diciamo che anche se ci sono dei rimpianti o un po' di dispiacere, c'è anche un po' la sensazione che in fondo sia stato un bene concludere. Vedi che c'è questo tris con una carta favorevole, dunque è possibile che magari lui non è che sia proprio intenzionato a tornare. Secondo me, anche se a volte prova un senso di mancanza, è un rammarico, però sembra quasi che questa fine, questa conclusione non sia poi così male. Vedi mercante, militare e nemica. Qui c'è qualcosa. Dunque o comunque in futuro ti nasconderà l'inizio di una relazione, magari anche solo fisica, con un'altra persona, oppure comunque c'è un'intromissione, magari sul posto di lavoro. In ogni caso, qua al momento non vedo un suo ritorno. Come esito, artista, falsità, domestico, deliranti. Anche qui non vedo un ritorno, non almeno nelle prossime vicissitudini, anzi mi sembra che lui magari in qualche occasione potrà magari dire delle cose che poi non pensa veramente, o comunque cercare di nascondere delle cose. Vedi, lo vedo creare più che altro confusione, magari anche lui sarà poi confuso, però qui non riesco a vedere un suo ritorno, mi dispiace. Allora, vediamo, Cinzia, ho risposto, Rita, ho risposto, Marisa. Allora,
Buonasera Ilde Marietto, vorrei sapere se il corso universitario che sta frequentando Sofia, 14 febbraio 2001, è valido per lei. Grazie. Ok, allora vediamo un po' per Sofia. Allora, Sibille, ditemi se il corso universitario che sta frequentando Sofia è buono per lei. Un grande cambiamento. Ha cambiato completamente materia rispetto agli studi superiori e c'è proprio una carta di... Beh, allora, donna di servizio denaro. Come taglio è positivo, c'è una grande voglia di fare o comunque tanto da fare, ma anche solidità. Dunque può anche essere che sia un corso che la preparerà per il mondo del lavoro. Allora, partiamo dall'inizio: Belvedere, allegria, lettera, malinconia e gran signore. Allora, qui abbiamo una prima linea dove si direbbe che comunque a Sofia evidentemente o aspettava delle risposte o comunque secondo me le piaceva l'idea di fare questo corso, era anche felice e magari non aveva chissà che pretese, che aspettative, però può anche essere appunto che questo corso di studi le abbia dato una qualche preoccupazione, oppure forse la conferma di poter aderire, o ancora magari questa notizia ha dato delle preoccupazioni, in particolare non so se qui possa essere letta la figura del padre. Diciamo che c'è un insieme di possibilità che però può essere anche che lei si sia preoccupata e abbia trovato invece il sostegno di suo padre. Diciamo che nel passato comunque non ci sono cose molto negative, un certo interesse da parte della ragazza. Ora guarda, gelosia, morte, vecchia signora, amore. Allora, è un po' un momento dove forse sta misurando le forze rispetto veramente il corso di studi e magari ci sono degli ostacoli o delle difficoltà che non poteva conoscere all'inizio, sebbene un po' di ansia magari le fosse già venuta, però abbiamo con queste due carte sembra che la preoccupazione comunque di non riuscire o di non farcela a volte prenda il sopravvento. In realtà con la carta della vecchia signora è più possibile che queste preoccupazioni possano essere nei confronti magari tuoi, no? Di non deluderti, però vedi che c'è buona volontà, magari anche tu riuscirai a sostenerla, a darle qualche consiglio, no? Se la vedi agitarsi più del dovuto. In ogni caso, dottore, casa e costanza. Vedi, è possibile che effettivamente se si impegnerà, se si darà da fare, potrà anche trovare sostegno da parte di qualcuno all'interno del corso di studi. Vedi che poi c'è la costanza, dunque è una carta positiva di riuscita e magari vedi che qua, questo io vedo, che sarà preoccupata per un colloquio, dunque può essere un esame che dovrà sostenere e magari non andrà proprio benissimo al primo colpo, perché la vedo che tende ad agitarsi, vedi che magari è troppo emotiva. Dunque potrebbe essere questo uno dei motivi per cui ogni tanto ha dei momenti di ansia. Fedeltà, sospiri,
denaro Imeneo. Comunque vedi che nonostante ogni tanto abbia appunto qualche tormento, in realtà è molto positivo per lei questo corso di studi. Direi proprio di sì. Secondo me dà proprio anche la possibilità di lavorare. Ha scelto qualcosa, non ho capito dalle sigille cosa, a meno che non riguardi magari le scienze infermieristiche o qualcosa che ha a che fare con la medicina o con qualche struttura, con qualche casa, però sembra proprio che comunque andrà bene per lei. Allora, Cristina, buonasera Ilde, quando vendo la casa? Cristina, 10 marzo 86, grazie. Allora, vediamo intanto se compare nella stesa, il che significa che potrebbe essere presto. Vediamo un po'. Allora, Sibille, ditemi quando Cristina, 10 marzo 86, vende casa. Grazie. Dovresti venderla anche bene. Dov'è che hai questa casa? Sono un pochino interessata in questo momento all'argomento. Allora, dunque, lettera, sacerdote, Imeneo, amore, amica. Allora, ma questa casa proviene forse, la sparo lì, sembrerebbe, cos'è? È una casa solo tua o una casa che proviene da una separazione, che magari è messa in vendita per comunque in modo amichevole da parte di entrambi? O in ogni caso c'è appunto questa volontà di vendere, probabilmente c'è stato anche un inizio, un tentativo o una quasi accordo, che poi deve essere sfumato, forse perché non è a livello economico non vi siete accordati, vedi che c'è morte e gran consolazione, dunque anche allegria e gelosia fa capire che non c'era un accordo o che al momento comunque non c'è, anche se sembra che si possa andare vicini, ancora non ci siamo. Vedo però un'offerta, l'offerta di un signore che vive lontano, è un signore, non so, che magari ha bisogno di quella casa perché piede a terra per lavoro, oppure comunque vedi che è lontano e ha necessità, verrà a proporre qualcosa. È possibile che appunto possiate ragionare e sembra che si trovi quantomeno un accordo o la possibilità appunto di un compromesso. Dunque, alla fine vedi una vecchia signora prigione, dunque una vecchia proposta bloccata, non va, però ne arriva un'altra. Vedi che c'è un mercante stanza, non vedo ancora la firma, la stipula, però qualche offerta che possa portarvi più a stringere potrebbe arrivare. Dunque, se tutto è in regola, è tutto in ordine, è possibile che si prosegua. Allora, ora sopraggiunge una persona che fa così e qui sta per arrivare accanto a me, è tutto sorridente. Lo so che volevate solo lei, ma lui come il prezzemolo. Visto che dobbiamo fare caldo perché stasera abbiamo il dagidone, candele di tutti i colori. Quella nera là c'è? Sì, c'è. Anche quelle nere per rinforzare. Esatto. Allora, stasera abbiamo del lavoro da fare, Marietto e io, dunque non andrò tantissimo avanti. Però... Domani i pronto soccorsi lavoreranno, li facciamo lavorare, noi creiamo mercato. Vabbè, allora, detto questo, andiamo avanti. Noi vediamo. I medici li facciamo lavorare, andiamo avanti, scherzando. C'è la domanda di Mario.
Eppure io mi ricordo di aver già risposto. No, Mario, ti ho già risposto la scorsa settimana. Allora, vediamo Mara. Scusa, vado avanti perché giustamente ci sono anche altre persone. Mara D'Amelio, posso sapere se il mio ex, 25 febbraio 72, mi sblocca i soldi di una polizza? Questo è Mara, interessante. 8 settembre 73. Questo è È una domanda un po' diversa. Che mi dici? Sì. Ma nessuno che si è accorto dei capelli. L'ha presa con Cis oggi. Erano entrate nella firma, c'era con Cis che tagliava. Allora, vediamo se... Un po' di complimenti per i capelli, va? Ma no. A parte Eva, la Eva Mazzi. Ecco, Evelina se ne è accorta, mi ha scritto, grazie. Grazie. Allora, vediamo un po' se l'ex di Mara le sblocca la polizza, i soldi della polizza, vediamo un pochettino. Ancora no, anzi, brutta notizia in arrivo. Hai visto? Però vediamo come andrà. E insomma, ancora a dir la verità. Non c'è il graffio, non c'è il graffio. Allora, io non so come si chiami il tuo ex, però ti ha fatto delle promesse. Secondo me, poi all'atto pratico, un pochettino poi ha cambiato le carte in tavola, ti ha confuso con altre proposte. Ma poi, guarda, riunione, ladro, domestico e ammalato. Diciamo che non è tanto per la quale in questo momento. Devo dirti che se anche se fa sembrare che possa, in realtà poi cambierà idea. Non credo che al momento te le sblocchi. Anche in futuro vedi che c'è fortuna, prigione, questo è proprio allegria. Diciamo che nonostante tutto, non so perché, anche perché qui non viene detto perché, però questo blocco della polizza non sarà del tutto un errore o un qualcosa di brutto, perché comunque c'è fortuna e allegria, dunque magari è una tutela per te che non lo faccia adesso. In ogni caso ancora non... Racconta un po' storie, malinconie deliranti, dunque te la farà proprio sospirare sta cosa, perché in certi momenti ti dirà delle cose, poi magari cambia idea, però alla fine, guarda, c'è qua una casa, dunque è possibile che si trovi, come dire, un po' di collaborazione, di intesa, magari non è ancora adesso il momento. Qui abbiamo pensiero, gran signore, nemico e donna maritata. Allora lui ci pensa, però ogni tanto, non so perché, sembra che si incattivisca nei tuoi confronti. Forse la speranza è, se avete dei figli, che magari lo faccia per loro. Però guarda che ci proverà, cioè sta cercando il modo di non farlo. Magari è convinto che si potrà risolvere la situazione senza sbloccare quella cosa. Io non so né perché né per come, cerco di darti delle risposte. Comunque, tolto qualche ostacolo e qualche momento in cui cercherà di venire meno, sembra proprio che ci stia pensando, o che se ci pensa comunque si manifestano dei problemi che sono raffigurati qua dalla carta del nemico, dunque o contrattempi o veramente degli ostacoli, vedi che lui ci pensa. Alla fine comunque questo per te è una conservazione, dunque una conservazione di stato, né bene né male. Sì. Però diciamo che per i prossimi 6 mesi... Ma 6 mesi è tanto, diciamo che noi... le sibille non parlano per tempi, parlano per eventi. Siccome non si sa con che rapidità avverranno questi eventi, potrebbe succedere tutto nell'arco di una settimana, potrebbe invece svilupparsi nell'arco di 3-6 mesi. Dunque noi ci teniamo larghi. Gli eventi che appariranno saranno più o meno questi. Sì. Andiamo avanti. Ti ho tagliato bene i capelli però. È stata brava? Sì, bravissima. Va bene. Se no domani non cucina bene.
Allora, vediamo un pochettino. C'è Rosy che ci chiede se è tutto a posto. Sì, dai, direi di sì. Allora, Mary. Allora, buonasera Hilde, volevo sapere se mio figlio Andrea del 6 aprile 88 potrà avere una chiamata in un secondo momento in banca. Per ora era un no. Forse intendi una chiamata di lavoro o per un conto scoperto? Lei fa la spiritosa, certo che per un conto scoperto non ce l'avete scritta. No, vabbè, che ne so, un mutuo. Un mutuo, una rapina. Sì, organizzata direttamente con i tassieri. tassieri. È buona, Dai, va. Vabbè, stiamo scherzando. Vediamo per Andrea. Perché non è che io ho capito benissimo proprio il punto della domanda. Cioè, il punto però è che... se lo chiamano a lavorare lì, certo. Vediamo Andrea, 6 aprile 88. E dopo c'è una domanda. Allora, andiamo un pochettino. Vedi, la chiamata c'è stata, è un'opportunità che però qua c'è appunto l'ammalato, dunque ha dato un esito non positivo. Deliranti, bambino, malinconia, denaro. Dunque, anche in questo momento, che è la linea del presente, non vedo nell'immediato un'opportunità. In effetti si direbbe che qualcosa, non tutto, ma qualcosa non sia andato proprio benissimo, o nel colloquio, o nelle prove, quello che è. Qualcosa è stato un po' impreciso e che dunque non ha dato quella certezza, quella sicurezza. Nel prossimo periodo comunque prigione, dispiacere e speranza. Ancora vedo la situazione bloccata. Forse c'è uno spiraglio più avanti, un'opportunità da cogliere al volo, ma dovrà viaggiare, non è dietro casa. Ci sarà un po' da aspettare, o deve andare a fare un colloquio più lontano, ma non vedo neanche la carta del colloquio, è solo un'opportunità più lontano e è una cosa di viaggiare. Vediamo un po' l'esito: fortuna, nemica, belvedere e la matrice. Ci sono degli ostacoli, forse la fortuna non è esattamente da sua parte, però c'è una possibilità, perché c'è l'arrivo di una notizia che potrebbe essere comunque favorevole, però non subito. Abbiamo non si vedono carte vincenti, diciamo non del tutto. Non è che spaccano. No. Allora, facciamo un'altra domanda, la prossima, vediamo un po' chi c'è. E chi c'è? Eva. Ne approfitto anche qui se possibile, magari stasera mi aiuterà. Cosa succederà nella mia vita affettiva? 15 aprile 83. Vuoi che lo faccia io? No, è una battuta. Non spaventatevi, non spaventatevi. Se mai lei le avesse volute da me, va bene. Non spaventatevi. Andiamo per Eva, 15 aprile 83, che cosa l'aspetta nella vita affettiva? Quando faccio le sibille io tolgo le carte cattive che sono super positive. Ah, certo, hai capito. Hai capito? Chiappa follower. Ma ascolta, guarda che il taglio è molto è positivo. Gli atteggiamenti è anche qualcosa che può diventare qualcosa di più. Allora, beh, però hai degli... Allora, dunque, messaggero, gran consolazione, allegria, stanza, donna di servizio. Allora, è una linea, comunque la linea del passato, dove c'è molti scambi, molti messaggi, progetti, sogni, ma anche dei momenti dove ci sono stati appunto degli incontri molto, molto intensi, dove
tu hai sentito che potevi fare moltissimo, hai avuto anche qualche momento di soddisfazione, però malinconia, artista, fortuna e nemica. Diciamo che in questo momento c'è del dispiacere, però guarda, non è che sto vedendo chissà che tragedie, diciamo che l'esito è un pelino più pesantino, ma c'è un qualcosa, come se in fondo, in questo momento di dispiacere, c'è però anche ancora la possibilità, vedi, artista fortuna, di rilanciare un qualcosa, Un dialogo? sì, anche appunto poter, in fondo è stata anche una fortuna, un dialogo che ti ha lasciato un po' triste. Vedi che c'è comunque la presenza di una nemica, C'è dunque una c'è nemica, attenta, un'interferenza, ma dietro l'angolo, è proprio nel tuo presente. Adesso vediamo però che c'è gatto, cioè falsità, domestico e vedovo. Dunque una persona che comunque potrei definirti un uomo bruno, non tanto grande d'età, questa è una carta che parla di un uomo giovane, entro i 40 anni, che è molto disponibile, ma guarda che con la carta della falsità è possibile che o abbia addolcito certe pillole o farà false promesse, perché qua siamo nel prossimo periodo. Comunque in ogni caso non sarà totalmente sincero. No. Pentito, molto pentito, ma non del tutto sincero. In ogni caso ti porta altra confusione. Guarda, deliranti, leggerezza e superbia. Dunque fai attenzione, perché magari c'è da non commettere delle imprudenze, vedi? Anche perché deliranti non è soltanto la confusione che può portare, ma anche tutte le malelingue. Gente che lo consiglia male anche. Gente che lo consiglia male o gente che parla. Cara Eva, tu sai di cosa stiamo parlando eventualmente? Io no, secondo me. No, è circondata da molte persone che fanno illazioni. Dunque, allora, dispiacere, prigione, sospiri, riunione. Allora, in questo momento sembra che la situazione sia completamente bloccata, e non solo in questo momento, è chiaro che è bloccata in una situazione di dispiacere e tormento. C'è comunque un buon esito. L'esito è positivo. Comunque per te c'è un esito positivo, però guarda che questa situazione ti farà attualmente sì, non dovresti dare più spazio, perché è una cosa che è morta lì. Sarebbe meglio che morisse lì la cosa, ok? Adesso, perché altrimenti è vero che ci sarà questo. Però potrebbe essere anche con un altro. Esatto, potrebbe essere un incontro con un'altra persona quando finalmente lasci andare. Esatto, sì, potrebbe essere un altro. Non potrebbe, ma io te lo auguro proprio, mia carissima. Lei te lo augura proprio. Anche lui. Anche lui però. Anch'io. 2, va. Abbondiamo in 2. Andiamo avanti. Allora, Libella, buonasera Ilde, sono Barbara, 1 marzo 82, vorrei sapere se a breve riesco a vendere una casa e a comprarne una al mare. Grazie, è un periodo di case. Qui tutti vendono case. Allora ti metto in contatto con la Eva, che lei è una professionista del settore. E lei case al mare ne ha di sicuro. Però scusa, ma visto che abbiamo tante domande, ma perché non facciamo 5 carte? Perché guarda l'orario. Perché ci sono ancora altre domande. Fra un po' noi dobbiamo iniziare a lavorare con la Davide. Ma io infatti risponderei soltanto più a questa persona. Sì, dai, rispondiamo, perché poi abbiamo una nottata di lavoro. Dunque, stanotte non si dorme. No, ormai rispondo lei, rispondo bene come agli altri. Sì, no, volevo dire rispondere. Sì. No, allora, vediamo Barbara, 1 marzo 82, vediamo se vende e poi compra. Se ti dice no che non vendi da me domani, che le faccio civile ti faccio vendere.
Ah sì, secondo te così funziona? Rubo Bravo! Cioè, che fai? Rubi dal stesso piatto? Cioè, o la tiri qua o la tiri là. No, sto sempre. Ai. Allora, andiamo un pochettino. Abbiamo detto che si chiama, aspetta perché è andata giù. Cos'è che è andata giù? Barbara, la chat. 1 marzo 82, vediamo se andrà per questa storia della casa. Guarda il taglio, veramente una buona occasione. Sì, è bella, né? Fortunata. Allora, allegria, amanti, superbi. Beh, c'è l'offerta c'è già stata, però è bloccata, vedi? Ai, guarda di qui. Ma no, guarda, allora. Insomma. Allora, come abbiamo detto girando le carte, l'offerta c'è già stata, vedi? Sembrava anche... L'hanno cantata su bene. Anche buona, ma si è bloccata un po' la situazione, Proprio il momento di fare la firma. Sì, si è bloccato, c'è stato un blocco. Anche perché sotto, guarda cosa c'era. Comunque c'erano delle irregolarità o comunque un segreto, c'era qualche cosa di chiaro. nascosto poco chiaro che vedi, poi guarda queste entrate di queste due persone qua che l'hanno fatta. Sì, c'è poi un dispiacere appunto, ma adesso comunque è legato a questo momento, dunque è possibile che ci siano magari o delle richieste piuttosto decise, no? Da parte di un uomo giovane, dovrebbe essere possibilmente una coppia, con un uomo entro la quarantina e la ragazza dovrebbe essere più giovane di lui. Però non cedere perché ti faranno piangere. Non è una buona offerta, non è una buona proposta. Nemica, allegrezza al cuore, falsità, vedi che ci sono comunque delle... Non è ancora il momento, sembra che ci siano delle false... offerte, diciamo. Sì, gli interessi che non so, cioè interessi che sono proprio per farsi a loro vantaggio, un affare, ma non... No, non firmare niente perché questi... Però guarda che poi c'è, vedi? Pensiero, fortuna, consonante, sorpresa, alla fine vai a raccogliere. E per guarda finale. Ma potrebbe anche essere, sì, potrebbe anche essere appunto che arrivi un'offerta o da cogliere al volo, perché sono quelle cose che comunque... Però, allora, morte, amore, amica, ladro, attenta però, perché o cercheranno veramente cioè ci proveranno a fare loro l'affare e a, diciamo, rubarti un po' del valore dell'immobile. Comunque, se vorrà, comunque la chiude. Dipende da lei, non sono negativissime. Però... Non sono negativissime, però non firmare. Non firmare perché ti faranno piangere. Questa proposta di adesso, io più avanti non vedo quella criticità. Va bene, allora. Buona mattina contante, facciamo Ma sentilo. Alle 10 space. Allora, sì, prima di salutarvi, allora vi ricordo l'appuntamento del Marietto Veneziano domani mattina su dove la fai la sul tubo, noi siamo sempre sul YouTube. Tubo. Il tubo non lo lasciamo più. No, abbiamo capito la lezione, non lasciamo più YouTube. Il tubo non lo abbandoniamo più. Allora, dunque, io vi saluto, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, vi ricordo appunto l'appuntamento di domani mattina con il Marietto Veneziano. Io sarò mercoledì ce l'abbiamo ancora. Questa croce, va bene, mercoledì sera, poi giovedì alla mattina alle 10 e venerdì alle 21:30 di nuovo con la sottoscritta. Grazie per aver partecipato. Io non dico più degli ebook perché sennò... Ma no, l'abbiamo già detto, non è che gli possiamo fare una testa così. Sì. Buonanotte, noi andiamo a lavorare. Se non vi addormentate, se non riuscite a dormire, pensate noi che stiamo lavorando fino alle 2-3 di notte. Quindi, sì, notte di Dagide. Stanotte Dagide, candele di tutti i colori. Arcobaleno, via. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Grazie a presto. Grazie cari amici. Ciao.